Termine di Camarat Marsala, finita 0-2 per la formazione capolista. Siamo col tecnico Ignazio Canetta del Marsala. Mister, che partita è stata? Un 2-0 penso meritato. Sì, penso di sì. Alla lunga io faccio i complimenti al Camarat perché è una squadra con 3 2000 in campo dall'inizio, un 98, un 99, una squadra che corre, grinta, si vede la mano dell'allenatore. La prima cosa che mi premeva di dire era proprio di fare complimenti a questa squadra, perché sono sicuro che con qualche piccolo ritocco a dicembre potrà dire la sua in questo campionato e si potrebbe salvare tranquillamente. Poi noi sapevamo che era una partita difficile, venivamo da 2 partite dove avevamo fatto un punto, dalla sconfitta di Monreale e dal pareggio in casa con il Licata, e oggi era per noi fondamentale ottenere i 3 punti per riprendere quella marcia di 7 vittorie che avevamo fatto consecutive. Sono contento del risultato, anche della prestazione dei ragazzi. Devo dire che raramente abbiamo rischiato qualcosa oggi. Soprattutto sono contento anche per Davide Testa, che oggi ha fatto finalmente una doppietta. Dobbiamo lavorare, sappiamo che abbiamo delle partite complicate, a partire già da domenica con il Mossumel in casa, però siamo consapevoli del fatto che siamo una buona squadra e ce la possiamo giocare con tutti. Maggio, il tecnico Chianetta del Marsala ha elogiato i tuoi ragazzi che ogni domenica danno l'anima in campo. È certo che il Marsala è una corazzata comunque. Ma guarda, è questo lo spirito del calcio e dello sport. Quest'anno sono orgoglioso di allenare 20 ragazzi locali, 2000-2001. Sono veramente orgoglioso di oggi di avermi giocato quasi alla pari con una squadra blasonata come il Marsala, e principalmente voglio dire, ed è giusto se me lo scrivi, che certi cretini che fanno trasmissione, scrivono, che si permettono il lusso di dire che il Camarat già è retrocesso. Io sono consapevole che lotterò fino alla fine, ma in ogni caso sto facendo un progetto di migliorare i giovani, quello che bisogna farlo tutti, che si mettono dietro una scrivania a offendere, a prendere in giro le persone. È giusto che queste persone vanno a lavorare. La mia classifica è bugiarda, nonostante tutto giochiamo con 20 ragazzi locali e juniores, perché a me mi manca qualche punticino con il Casteltaccia, con il Castelbuono, mi manca qualche punticino col Monreale. E quelle sono le squadre dove io devo fare qualche punto. Non posso pretendere dai ragazzi di fare punto a Mazzara, Licata, Marsala. Sono già è messo in conto che queste partite possono. Ma la cosa più bella è che esco fra gli applausi ogni stadio e sto facendo crescere questi ragazzi alla grande.